Ciao a tutti ragazzi, ho avuto un piccolo problema con lo stream, ho dovuto creare al volo un nuovo canale, spero che sia tutto a posto. Abbiate pazienza un secondo. Uh, Molto bene, ciao a tutti. Vedo 3 spettatori, però non vedo la chat. Abbiate pazienza, sono un po' in erba da questo punto di vista. Ah, eccola qui di fianco. Provate a rispondermi sulla chat a destra. Abbiamo anche, noto, una latenza di circa 30 secondi. Allora, per la buona riuscita di tutto quanto, a mio avviso è necessario che, visto che abbiamo anche una piccola latenza, che ci concentriamo un attimino sulla partita. Allora, io ho impostato Crazy Stone a 13Q, ho provato a fare una partita contro il 12Q prima per testare un attimo me stesso. Oh Marco, che domanda che mi fai? C'è un modo? Mi fai una bella domanda. Mi fai una bella domanda. E prova casomai ad aprire due pagine, due schede sul browser. Ok Marco. Allora, pace, esatto, pazienza, come gli Jedi Marco. Allora, dicevamo. Marco, tu mi vedi e senti bene? Ciao Mauro, ciao, ciao. Allora, io onestamente, allora, noto che c'è un po' di delay tra quello che dico io. Ah, ok, benissimo. Per cui c'è un po' questa differita. Probabilmente i vostri messaggi, anzi sicuramente i vostri messaggi, una volta che li lanciate, sono in tempo reale, e quindi io li vedo comparire. Ora che li lega e che risponda, voi probabilmente vedrete la mia risposta dopo un pochettino. Forse un po' basso l'audio. Adesso un po' meglio? Ho provato ad alzare un po' l'audio del software. Poi se sentite rumorini è perché c'è la lavastoviglie che sta lavorando.
Allora, alzo un po' di più la voce io allora. Ok, alzo un po' il volume io della voce. Allora, innanzitutto, come stavo cominciando ad accennarvi, ehm, come cominciavo ad accennarvi, appunto faremo questa partita, un collettivo, cominciamo, siamo in... oh, ecco Lele, benvenuto, ben arrivato Lele. Allora, sì, cominciamo noi un po' alla volta, il mio auspicio è che un po' alla volta si uniscono anche altre persone a questo live. Eh, Mi rendo conto che molti di voi che siete un po' anche lo zoccolo duro, che mi seguite, che mi scrivete, eh, avete appena cominciato, per cui probabilmente la partita che andremo a fare stasera sarà sicuramente un po' alta rispetto al vostro livello. Ma non preoccupatevi, il ragionamento è che questa sera noi non dovremo per forza vincere la partita, ma dovremo cercare di scardinare quelle che sono le nostre, eh, diciamo, i nostri dogmi e che sono sbagliati. Perché dico questo? Perché, ripeto, prima ho provato a giocare contro Crazy Stone e ho provato a giocare contro un dodicesimo Q. Lui con me si è arreso perché Crazy Stone ha la possibilità anche di impostare una funzione per cui se lui vede che a un certo punto della partita ha un gap di punti eh, troppo alto, lui si arrende. Ecco, io l'ho fatto arrendere. Questo per capire un attimino, per assaggiare la forza del dodicesimo Q. Allora, il dodicesimo Q secondo me sarebbe stato eccessivo per molti di voi, a meno che tra di voi adesso, ah, ok Marco, grazie, meno male che così va meglio. E sarebbe stato eccessivo e secondo me sarebbe stato anche poco didattico. Allora ho pensato di abbassare di un grado il programma, quindi lavoreremo contro un 13Q. Voi, casomai potrete anche un attimo discutere nella chat, io cercherò di farvi aiutare, di aiutarvi un attimino nel ragionamento, eventualmente faremo anche, ci distaccheremo un po' dalla linea principale di gioco per fare delle prove. Probabilmente non riusciremo nemmeno a finirla la partita perché è una partita didattica, però lo scopo mio è quello di farvi capire, pensate a un albero, no? Magari si collegherà tra poco anche Giancarlo, che è un altro ragazzo con cui chattiamo, con cui abbiamo legato abbastanza. Lui è un bonsaista, crea bonsai, anch'io nel mio piccolo faccio i bonsai. Pensate a un albero, finché è piccolo, ok, finché è piccolo c'è ancora la possibilità di modificare la sua forma finché cresce. Però se si cresce storti, poi per l'amor di Dio, si resterà storti per sempre. Se uno poi vuole crescere storto, è ben padrone di farlo. Allora io lascerò a voi la prima parola sulle mosse che secondo voi sono utili. Se sono idonee, lascerò andare. Se secondo me saranno poco idonee, cercherò di farvi riflettere fino ad arrivare alla risposta che è già dentro di voi. Ok? Non sarò io a mettere la risposta, ma sarò quello che cercherà di farvi riprendere la risposta che è già dentro di voi. Allora, dicevamo 13Q, a voi la scelta. Volete tenere il bianco? Volete quindi il bianco con 6 punti di comi? Volete tenere il nero che ha la prima mossa? O volete che facciamo un bel nigiri e quindi a random il computer decide che colore mettere? Cominciate a scrivermi qui sotto. Intanto io faccio un paio di impostazioni. Ok, vedo che siete in 6 intanto. Lele, nero subito. Ok,
Nero, chi offre di più? Va bene nero, teniamo nero per tutti? Ok? Partiamo noi con il nero, ok? Nero random, ok. Adesso il prossimo mi dirà bianco, allora dobbiamo aspettare l'altro ancora che dirà o nero, o random o bianco. Aspettiamo ancora un attimino così un po' alla volta tutti interagiscono. Ok. Questo ritardo tra quello che vedete e quello che leggo è un po' fuorviante. Non ve lo nego, ma come dicono dalle parti mie. Ciao Nino, ciao, ben arrivato. Dobbiamo ancora cominciare, stiamo decidendo nero, nero, ok, nero, benissimo, nero. Allora dai, via. Mauro, non prendertela, usiamo il nero, tanto cambierà poco, vedrai. Ok? Allora, your color, black, start game. Ok, benissimo. Allora, la partita comincia. Via, subito. Allora, comincia il Fuseki. Dove giocheremo? La prima mossa. Allora, come ebbi modo di spiegarvi altre volte, la prima mossa generalmente si fa o sugli Yoshi, che sono appunto questi due punti qui, questi sono gli Yoshi. Marco, Q16, via. Allora Marco è il primo perfetto, Q16, quindi un bel Yoshi, ok. Tac, eccola lì. L'abbiamo piantata sul Q16. Lele D4, D4, ok, ok, sempre un Oshi e Lele, andava bene lo stesso. Allora, ricordate il discorso sul bon ton che vi avevo fatto? Il discorso sul bon ton che vi avevo fatto, dove il nero apre sempre a favore dell'avversario, ok? Anche qui c'è una convenzione non scritta per cui quando si sta giocando online, ok, dobbiamo sempre far finta che il nostro avversario, ok, sia seduto nel lato del triangolino. Ciao Francesco. Di conseguenza, la nostra prima mossa, se decidiamo di aprire con un'apertura classica sugli Oshi o sui Komoku, la faremo su che Oshi, ok, o su Q16 o su D16, ok. Bianco ci risponde in questa posizione qui. Direi di continuare. Cosa dite? Allora qui potremo scegliere di fare un'apertura volta all'influenza oppure un'apertura volta al territorio. Qual è la differenza? Se vogliamo fare un'apertura volta all'influenza, anche l'altra pietra dovrà essere giocata, avrò modo di spiegarvi perché, sull'altro Oshi. Q4. Ok Marco, dai, accettiamo il consiglio di Marco, dai. Crazy Stone ci risponde sull'altro Oshi lì in alto.
Ecco, la quinta mossa, che è la terza mossa di nero, ok Lele, andava bene anche di 16, sì. Mauro, Q4, ok, va bene, sì, 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 restiamo negli ossi, negli ossi. Lei le andava bene anche di 16, ormai ci ha già giocato Crazy Stone. E quello che volevo dirvi è che adesso si comincia già a manifestare uno dei più grandi dilemmi di tutti i giocatori che hanno appena cominciato a giocare. Lele, Q10. Ok, ok, e già qui possiamo cominciare a discutere. Allora, Lele suggerisce Q10, dove c'è il numero 1. Per cui l'apertura che lei le suggerisce si chiama, ve la scrivo qui, San Ren 6. Mauro, D10, punta del triangolo. Ok, quindi Mauro D10, ok, l'Wedge. E Marco invece mi dice C8. C8. 3, ok. Allora, prendiamo subito come casus di studio questi tre suggerimenti. Un Sanren 6, come dice Lele, di 10 Cuneo, Francesco Castagna di 10, ok. Esatto. Allora, chi mi suggerisce il Q10, il numero 1? Leggete i numeri? Mi sembra che si vedano abbastanza, no? Sì, perfetto. Ok. Allora, chi mi suggerisce 1 e chi mi suggerisce 2, ok, mi sta facendo delle aperture classiche, ok, che sottintendono piuttosto se vuoi il cuneo C9. C9, ok, ok, perfetto Marco, benissimo, a posto. Allora, sì, bene i numeri, perfetto, ok, allora, Lele mi suggeriva il Q1. Allora, che temperamento ha il giocatore che mi propone il Q1? Beh, è indubbiamente un giocatore che vuole, con lo spauracchio di fare molto territorio, dove sto facendo i quadrati in questo momento, ok? Quindi con quello spauracchio lì mi sta dicendo, occhio che io faccio territorio se non mi invadi, ok? Però contemporaneamente comincia a costruirsi una linea tra queste due pietre qui, mettendo appunto una pietra in uno, ok? È una soluzione. Allora, quello che voglio dirvi io è, in questa sede qui, vi sentite più in voglia di fare una partita aggressiva o più una partita solida, mettiamola così, perché mi rendo anche conto adesso, questo è un po' un esperimento che sto facendo, giustamente ognuno di voi ha maturato delle esperienze e si sente un po' così di giocare come meglio crede. Cerchiamo di mettere d'accordo un po' tutti. Apro una parentesi, ci sono delle belle partite che si chiamano Rengo, dove si gioca generalmente in coppia, ma si può giocare anche in più di coppia, tipo 2 contro 2, ed è bellissimo perché fare una partita in due dove uno fa la prima mossa, poi gioca l'altro, poi l'altro ancora, bisogna condividere il pensiero, è bellissimo. Ciao Giancarlo, eccolo qui Giancarlo, ben arrivato. Maestro, maestro, è troppo maestro, dai Giancarlo, grazie. Mi lusinghi.
cerco solo di condividere un po' di esperienze. Ecco, come dicevo prima a tutti quanti, Giancarlo, ti citavo, e tu sei un cultore di bonsai, e facevo un esempio con un albero. Eh, allora, mi sto perdendo un po' in chiacchiere. Lei le suggeriva di aprire il Sunrise 6 su 1. Alcuni di voi hanno suggerito il D10, ok, per fare il cuneo. Qualcun altro suggeriva il 3, per cui il cuneo sul C8. Allora, in questo particolare caso, dove tutte e quattro le pietre e lei le farebbe una partita aggressiva, ok. Vuoi uscire dalla comfort zone? Ok, va bene. Allora faremo in modo di fare più spesso queste cose live, così avremo modo di fare degli studi condivisi. Quello che volevo dirvi era che in questa particolare situazione, lotta da subito, sì, allora cagnarone. Allora, se volete fare la lotta da subito, ragazzi, facciamo così. Tutte queste aperture che mi suggerite, premesso, vanno bene, poi bisogna vedere come andrebbero i combattimenti successivamente. Però se volete fare la lotta da subito, dovete cominciare subito ad approcciare gli angoli con dei cacari, per cui dovrete giocare o in A, o in B, o in C, o in D, indifferentemente. Il 3 per fare la forma forte dell'ultima pillola. Corretto, corretto, corretto Marco. Però in questo particolare caso dove le pietre di apertura sono state giocate esattamente nell'osci, per cui la situazione è perfettamente simmetrica, converrebbe giocare, ve lo disegno con un triangolo, in C10, ok? Perché converrebbe giocare di là? Perché se per esempio il bianco gioca sui due cerchi, noi giocheremo la nostra mossa dall'altra parte. Viceversa, se bianco gioca sui due cerchi di qua o il primo o il secondo cerchio, noi giocheremo la nostra mossa di là. Ci faremo comunque la nostra forma forte. Se tu giochi subito sul 3, ok, per cui se tu giochi subito in questo punto qui, bianco potrebbe spingerti vicino alla sua pietra, perché se bianco giocasse in questi punti qui, quindi io qui sui due cerchi, ok, noi dovremmo giocare su C e ci spingeremo vicino a questa pietra, che per l'amor di Dio si può anche fare, però creeremo da subito una simmetria, ok? Secondo me conviene tenere una posizione centrale. Comunque, ripeto, visto che mi sembrate tutti dei serial killer, ok, io andrei coi cacari, poi decidete voi. Del primo che mi risponde, il C10, esatto, esattamente Marco. Ti lascia aperte due strade e questa apertura di due strade, ok, lo scambio, nei termini egoistici si chiama, ve lo scrivo, mi hai, ok? Vuol dire che se tu giochi da una parte, io gioco dall'altra, o se tu giochi da una parte, io gioco dall'altra. In entrambi i casi io cado in piedi e non ho un problema. Per cui se tu giochi in C10, hai un mi hai. Luciano A, benissimo, gioco su A, perfetto, ok. Allora poniamo questa regola, se no poi non finiamo più. Io vi do un po' di suggerimenti, poi il primo che mi dà una risposta la teniamo buona, ok? Ecco qui, Caccari. Allora, come ci risponderà Crazy Stone?
Crazy Stone fa un Joseki. Allora, i Joseki, ripeto, io me li sto tenendo in serbo, proprio non ve li sto raccontando per dei motivi intrinseci, diciamo così. I Joseki sono uno strumento delicatissimo, che è importantissimo conoscere, però molti tendono a imparare i Joseki come se imparassero le poesie quando si è alle scuole elementari, ok? Invece bisogna imparare i Joseki con un determinato metodo. Tra i prossimi capitoli di Kageyama che pubblicherò ci sarà come si studia un Joseki, ok? Allora, qui mi limiterò a dirvi che per rispondere diciamo, a una risposta appunto che dà bianco in questa maniera qui, dovremmo giocare, ci sono varie risposte, ma dovremmo giocare, anzi scusate, qui probabilmente bianco risponderà qui e noi estenderemo o in C o in D. Per cui l'L di 18, D18, ok, benissimo. Vediamo allora, facciamo il Joseki, vediamo se Crazy Stone ci risponde col Joseki. E infatti lui ci fa così. Ora dovete estendere. Vediamo. Secondo voi su A o su B? Vi faccio una domandina così vediamo. H16. Marco A. Ok. Allora l'LH16 a mio avviso va bene che abbiamo detto che questa sera saremo dei serial killer, ma secondo me rimane un approccio comunque troppo aggressivo. Ti spiego perché. Se tu vai qui, io provo a Manuele, sto parlando con te, ok? Secondo me tu hai pensato, beh, se gioco lì mi creo influenza verso le pietre bianche in angolo e comincio ad aprirmi anche un'ala per proteggere tutto il territorio che sta qui molto ampia. Vero? Perché giocando in H16 tu comunque stai giocando in A per fare forma forte, Nino forma forte, Marco forma forte. Benissimo ragazzi. A è la risposta giusta. Giancarlo B. Allora Giancarlo, se tu giocassi in B, Francesco A, ok. Allora, la risposta giusta è A, ma adesso vi farò delle variazioni. Ok, la risposta giusta è A. Perché? Perché se noi giocassimo in B, bianco potrebbe sempre punirci qui in mezzo, ok? E potrebbe dividerci in due gruppi. Mentre quello che volevo dire a Lele prima era che se Lele gioca in questa posizione, hai visto Lele che ti ho letto nel pensiero? Ecco, vedi, come suggeriva Lele, questa pietra qui è molto aggressiva perché sta schiacciando fisicamente, vedete, è come una pressa che schiaccia in questa direzione qui, queste tre pietre bianche, e qui si tiene aperto tutta questa posizione essendo una quarta linea. Però qui siamo ancora molto invadibili. Se bianco ci fa un'invasione in questa posizione qui, ci va a rovinare tutto il territorio. E invece, come molti di voi hanno detto, conviene giocare in A, continuare quindi il Joseki,
tenere una forma solida che ci dà un po' di territorio, ma ci dà la possibilità in futuro di sviluppare una forma che ci dia la possibilità di andare verso il centro. Per cui Assia e Crazy Stone come ci risponderà? Ok, questa è una mossa Goté, ok? È una mossa Goté perché Crazy Stone ci ha obbligato a proseguire il Joseki e di conseguenza adesso lui comincia a fare il suo Kakari da questa parte qui. Ecco qui. Allora, anche qui abbiamo due approcci. L'approccio cautelativo e l'approccio del baruffante. Ok? Visto che abbiamo detto che siamo baruffanti, la posizione sarebbe A. Se invece fossimo dei cautelativi, la posizione sarebbe o B o C. Se giochiamo in A, faremo quella che viene denominata, ve lo scrivo, pinza. Ok Giancarlo, molto bene, sono contento. Sono contento. Diciamo che la chat purtroppo non facilita la comunicazione. Sto cercando di organizzare un grande evento live in Nord Italia, visto che ho visto che molti di voi sono dalle parti del Nord Italia e sarebbe bellissimo trovarci tutti quanti con un po' di panini con la soppressa, due bottiglie di birra e via tutto il giorno a giocare a Go. Non è una cosa impossibile, magari la faremo. Lele, perché non F3? Ok. Allora, F3 va benissimo, ok, però così metti in conto uno scambio, ok? È una strategia anche quella. Cosa vuol dire uno scambio? Vuol dire che ah, sei vegetariano, benissimo, faremo degli hamburger di tofu allora. Sto scherzando ovviamente. Facciamo un'insalatina senza problemi. Allora, perché Lele, no, ma vi dico, Lele va benissimo anche lì senza problemi, però così facendo, poniamo che tu voglia fare la mossa in D, ok, la mettiamo un attimino qui, tu dai la possibilità a bianco di pinzarti la pietra in angolo e di cominciare a fartela dividere dal tuo gruppo di qua. Per l'amor di Dio, dopo tu avresti la possibilità magari di scappare e lui avrebbe la possibilità di farsi la forma forte e quindi probabilmente ti verrebbe ad invadere qui. Una volta che ti ha invaso questa posizione qui, avrebbe un baluardo per poter cominciare ad uscire verso l'esterno. Ok? Di contro tu però avresti la possibilità, dopo che lui ha fatto questa mossa qui in Goté, di pinzargli tu di tua sponte la sua pietra in questa posizione. Però il ragionamento che ti invito a fare, Lele, è che visto che qui lui ha ancora molto spazio, dove sto disegnando i quadratini adesso, lui qui è ancora molto invadibile. Per cui io piuttosto mi concentrerei a combattere nell'angolo dove lui ha iniziato la battaglia. Allora, se vogliamo combattere in modo proprio testa contro testa, siamo sulla A senza problemi. Se invece vogliamo andare morbidi, andiamo su B e su C. Se andiamo su B e su C, sicuramente connetteremo tutti, tutto il gruppo con i triangoli, sicuramente, e ci faremo un bel territorio dove ci sono i quadrati, però daremo sicuramente la possibilità al bianco
Quindi poniamo che giochiamo per esempio in B, bianco sicuramente si farà la forma forte da questa parte. Ok? Quindi 3, 2, 1, a voi la scelta. Dove giochiamo? Dai, il primo che risponde è quello giusto. Nino amico, B, perfetto Nino. Ok, hai mitigato un po' lo spirito belligerante dei nostri amici. Così facendo Nino hai fatto Giosecchi. Adesso probabilmente Bianco risponderà esatto. Crazy Stone 13Q ci risponde come da Giosecchi. Ragazzi, se non vogliamo farci fregare l'angolo, l'unica mossa disponibile ve la faccio io, ok? È questa qui, per accompagnare l'invasione. E lui, guarda caso, fa esattamente qui, abbiamo fatto qui esattamente quello che abbiamo fatto qui. Allora, fermiamoci un attimo a ragionare. Qui sopra praticamente possiamo dire che questo moio è quasi tutto nostro. Ah, Francesco, ormai abbiamo già giocato, non preoccuparti, dai. Ah, andava bene anche A, sarebbe andata in modo diverso, sarebbe diventata veramente combattiva la cosa. Quello che voglio dirvi è che adesso fermiamoci un attimino, abbiamo un nostro gruppo molto forte sopra che comincia a circondare un bel moio nella parte alta del Goban, quindi nella parte alta del Goban, ok? Poi abbiamo due gruppi separati di bianco sulla destra e sulla sinistra e due pietre solitarie di nero e di bianco sulla destra e sulla sinistra. E adesso noi abbiamo un vantaggio. Qual è il vantaggio? Intanto leggiamo cosa mi dice qui Nino. S17 si poteva andare? S17. Per cui tu Nino stai dicendo invece che R17, S17. S17 è un po' bruttina. Ti faccio vedere perché. S17 bianco gioca qui. Bravo Marco, perfetto, perfetto. Guardate la risposta di Marco. Qual è il nostro vantaggio? Abbiamo il Sente, esattamente. E adesso il nostro Sente ce lo possiamo giocare dove meglio crediamo. Rispondo un attimo a Nino. Se tu me la giocavi in S17, bianco giocava lì, tu magari lo potevi anche tagliare, questa pietra ha due libertà, ma se bianco gioca lì, quella ne ha una, taglio in seconda linea, anche se nero scappa, bianco chiude o di qua, anche se nero scappa, bianco cattura tutto e si frega tutto l'angolo. Ecco perché i nostri nonni giapponesi, cinesi e coreani ci hanno lasciato questo bel Joseki che prevede una chiusura morbida in R17. Bianco quindi ha giocato la sua ultima mossa e noi abbiamo il Sente. Ok? Dove andiamo adesso? Però bianco sembra avere più influenza. Allora, in che punto precisamente? Immagino tu dica sulla destra, giusto Lele? Allora, in realtà l'influenza, immaginatevi le pietre come se fossero dei piccoli faretti omnidirezionali, ok? Ognuno di loro illumina un paio di incroci avanti a sé, tutto intorno. Per cui
Prendiamo ad esempio questa pietra di bianco. Questa pietra di bianco illumina qui, questa pietra di bianco illumina qui e qui, illumina qui, però qui comincia ad arrivare anche l'influenza di nero, ok? Di conseguenza questo spazio che è illuminato da queste due pietre sarà influenzato in questa maniera qui, ok? I quadrati sono l'influenza di bianco, i cerchi sono l'influenza di nero. Allora qui nero contrasta un po' bianco, qui nero illumina così, qui nero illumina così, qui nero illumina così, qui c'è solo nero per cui illumina così, qui c'è solo nero per cui illumina così, anche verso il centro, sì. Bianco illumina così, nero illumina così. Tutto quello che è compreso è di nero, ok? Qui è di nero e di qua è di bianco. Qui solo una perché contrasta con bianco o nero, quindi qui illumina così, qui illumina così, qui illumina così e qui è tutto di bianco. Mi sembra evidente che l'influenza maggiore sia per nero. Cosa dice Lelle? Ti torna il ragionamento? Fatevi sempre questo giochino mentale. Le pietre sono dei faretti LED omnidirezionali che illuminano. Se ci sono solo faretti di un colore, illumineranno solo del loro colore. Se ci sono faretti anche dell'altro colore, la luce si mescolerà e lì l'influenza sarà un po' di uno, un po' dell'altro. Detto questo, abbiamo il sente. Ciao Francesco, vai tranquillo, tanto il video si resterà in archivio. Grazie per aver partecipato. Caspita, un'oretta quasi che siamo qui davanti e abbiamo fatto appena 14 mosse. Come vi dicevo, probabilmente non riusciremo a finirla tutta o casomai a un certo punto attacco il turbo, però mi interessava appunto fare in modo che entraste voi un attimino in gioco. Apro una parentesi, apro una parentesi. Ho cominciato a studiare benissimo un bel server che seguivo da tempo, ma adesso si è evoluto in maniera strepitosa, che è Online Go Server. Magari farò dei video tutorial su come si utilizza ed è ottimo per fare anche queste cose che stiamo facendo stasera, perché diciamo YouTube è molto bello, soprattutto perché si registra un video che poi resta lì e si può andare a rivedere col tempo, però è poco pratico, mentre su questo server, dove peraltro mi sono già iscritto e ho già creato anche un gruppo, potremmo iscriverci tutti quanti e fare magari delle lezioni live in modo molto più sprint. Io invece di parlare scrivo, ma cambia poco. Allora, comunque ora dobbiamo proteggere l'angolo Q4. Q4, ma come lei le Q4? Se tu, se tu proteggi, va benissimo, però visto che tu avevi detto che volevi fare serial killer, mi aspettavo più un attacco alla singola pietra che vediamo giù. Allora, mettiamo in atto il cuneo, ok? Così provate a vedere anche come funziona il cuneo su un'apertura di questo genere qui. Allora, abbiamo detto che la nostra forma deve avere le due pietre, ok, più le ali laterali, ok? Dove fareste voi? Quindi si giocherà solo nella colonna C, ok? Dove giochereste la prima delle due pietre? Vi do un aiutino.
o in A o in B. C8, C9. Ok, Lele C8. Allora Marco, andava bene anche C9, ma secondo me è meglio C8. Ah, Lele. Allora in realtà cambia poco. Però, c'è un però. È meglio C8. C9 per via del MIAI. Ok, allora attenzione. Facciamo una prova. Se noi giochiamo in C9, bianco protegge di qua, noi per fare la nostra forma andiamo ad una pietra di distanza che è in C14. Ok? Se invece giochiamo in C8 e bianco gioca di qua, noi arriviamo con una pietra a 2 salti da questa pietra bianca qui. B. Proviamo invece a giocare in A. Se bianco gioca qui, noi andiamo qui e ci può andare bene. Se noi giochiamo qui e bianco gioca qui, ci va bene lo stesso perché arriviamo vicinissimi all'angolo. Vedete? Quindi bianco qui poi sarà costretto probabilmente a proteggersi in questa maniera. Per cui tra i due io giocherei in questa posizione qui. Quindi C8 e non ne parliamo più. Vediamo Crazy come risponde. Esatto, eccolo là, tac. Noi dobbiamo fare solo una mossa adesso. È inutile che ve la stia a chiedere, è questa qui. Marco, mi fa piacere, ok. Io temo sempre purtroppo di non essere abbastanza chiaro. E quando mi scrivete che avete capito, provo un gran sollievo, state tranquilli. E infatti bianco si protegge. Ok. Al che voi direte, eh sì, ma accidenti, Lele, ok, benissimo, sono contento. Allora, voi direte, benissimo, ma la mia famosa forma con le due alette non riesco più a farla adesso. No, però potete comunque dar fastidio a bianco. Minacciargli, per esempio, un ingresso. Come minaccereste un ingresso a bianco? Beh, sicuramente giocando in A o in B. Io mi aspetto che per il livello che abbiamo impostato adesso su Crazy Stone, se noi facciamo entrambe le mosse a discrezione nostra, prima A dopo B o prima B dopo A, cambia niente, bianco risponderà su 1 e su 2. Io mi aspetto delle risposte del genere. Facciamo un tentativo? B4, Lele, vediamo. B4. Allora, B4 è un anè, Lele. Se tu fai un anè in questa posizione, regali il sente a bianco. Ti spiego perché. Attenzione. Tac, bianco chiude, taglio in seconda riga che devi proteggere e quindi visto che hai giocato in ritardo, in gotè, adesso il sente bianco. Per cui ha una mossa di vantaggio che se per esempio si gioca qui,
guarda quanto si estende in questa direzione. Non va bene. Dai la possibilità a bianco di controattaccare. Per cui il processo mentale è minaccio di entrare, bianco protegge, minaccio di entrare, bianco protegge, ho creato la mia base solida, ho ancora il sente, vedete? Ho avuto due vantaggi, ho creato la base solida e ancora il sente. E allora magari il nostro sente sì, adesso potremmo giocarlo qui e cominciare a bloccare l'avanzata di bianco e cominciamo a creare il moio da questa parte qui. Vedete? Vediamo come ci risponde bianco però, perché noi abbiamo fatto tutta questa cosa senza fare i conti con l'oste. Quindi, convenite con me che giochiamo su A o su B? Iniziativa. Marco mi chiede una curiosità, è 4. È 4. Allora, E4, Marco, è un po' pericolosetta come mossa, perché se giochi in E4 dai la possibilità a bianco di cominciare ad isolarti qui, tu per l'amor di Dio puoi camminare, ma lui cammina, cammini, cammini, comincia a farsi influenza e comincia a minacciare queste due pietre. Ok, un hanè di questo tipo va bene se tu avessi avuto una pietra in A, ok? Allora l'L mi dice B e B sia di B. Vediamo come ci risponde Crazy Stone. Fatalità. Gli leggo nel pensiero Crazy Stone. Per cui la mossa successiva sarà... Ah, dai, la faccio io. Vediamo lui come mi risponde. Fatalità. Ok, benissimo Marco, sono contento. Eccoci qua. Ha risposto esattamente come mi aspettavo. Là, adesso abbiamo l'opportunità di fare, abbiamo ancora il sente, ok? Vedete, abbiamo fatto tutte delle mosse che hanno costretto il nostro avversario a risponderci. Di conseguenza abbiamo ancora il sente. Avendo ancora il sente, abbiamo un grosso vantaggio. Come decidiamo di usare questo sente? Cominciamo a fare come fa il maestro Takemiya Masaki e creiamo un grande moio al centro, oppure solidifichiamo ancora un po' i nostri lati. Allora, per come stanno le cose, visto che bianco qui, vi dico la mia visione, visto che bianco qui sta cominciando a fare la sua base solida e la prossima mossa sarà probabilmente quella, o se noi non ci muoviamo, lui potrebbe continuare a scendere giù di qua, io sono fortemente tentato di bloccargli lo sviluppo sulla colonna R. Per cui giocherei una mossa, magari in A è troppo vicino secondo me perché sarebbe troppo, la A sarebbe troppo distante dalla nostra pietra in angolo. Giocherei piuttosto in B. Lele è 15. Sì, e 15 va bene Lele, è una bella mossa, però secondo me non è ancora, i tempi non sono ancora maturi per giocare su E15. Perché se anche bianco decidesse di venire avanti da quella parte avremo sempre la pietra in J17, questa qui, la pietra numero C, la pietra con la lettera C, che ci darebbe la possibilità di arginare il colpo su questa colonna qui. Io giocherei in B, dai, gioco io, decido io. Però se blocchi non perdi il sente? Assolutamente sì, Lele. Però
nel medio gioco, qui siamo ancora nel Fusecchi, ok? Abbiamo fatto 22 mosse. Abbiamo ancora un sacco di territorio libero, soprattutto nella parte bassa e nella parte destra, da dover gestire, dover amministrare. Se noi ci buttiamo subito a fare i tafferugli, ok, prima ancora di chiudere questo territorio, probabilmente la cosa ci torna indietro dopo. Se noi prima ci gestiamo i lati ancora ampi da poter gestire e poi facciamo i tafferugli e perdiamo il sente nei tafferugli, può anche andare bene, ok? Perché il tafferuglio successivo probabilmente il sente lo guadagneremo noi. Allora, dai, decido io. Giochiamo in B. Vediamo bianco cosa ci risponde. Ok, si è fatto la base solida, vedete? E mo io so cosa state pensando, vi leggo nel pensiero. Allora, molti di voi stanno dicendo, io mi voglio chiudere qua. Ok, io mi voglio chiudere in A perché non voglio che entri nel mio territorio. Che è lo stesso ragionamento che ha fatto lui quando si è chiuso qui su 1 e su 2. Molti di voi stanno pensando quello. Siate onesti, lo so che state pensando quello. Perché voi, secondo me, state pensando, questo potrebbe essere un bel territorio ciccione che se mi circondo faccio un sacco di punti e allora me lo chiudo. Però così facendo perdete il sente, giusto? Vediamo se qualcuno di voi mi dà un riscontro su questa mia teoria. Io andrei a prendere il centro. Ah, subito. Allora, Marco andrebbe, qui va fatto il discorso un po' il discorso che facevo a Lele prima. Prima di spostarci nel centro, converrebbe di vedere una mega pinzona di bianco. Ah, in che punto precisamente, Marco, vedi la pinzona? Cioè, dove ti senti minacciato dalla pinza di bianco? Intanto bevo un po' di acqua. Allora, forma forte a destra e simmetrica a sinistra. Ok, ok, ma non tralascia, va benissimo, è corretto quello che stai dicendo, Marco. M4 mi dice Lele. M4. Ok. Sì, anche M4 è bella, bella tosta come mossa. Per rispondere a Marco, quello che dice è corretto, però non dimentichiamoci che noi abbiamo molta influenza che ci pende come un lampadario dal lato superiore. Per cui noi comunque possiamo rendere pan per focaccia a bianco qui. Io invece farei Giancarlo Q10. Q10, vediamo. Ah, ah. Ecco, la risposta di Giancarlo si avvicina un po' a quella che avrei voluto darvi io. Quello che voglio dirvi è che noi abbiamo tranquillamente tutte le armi necessarie per tenere botta e tenere testa a bianco in questa posizione qui.
visto che abbiamo detto di impostare la partita un po' belligerante, secondo me qui conviene fare una mossa che induca Bianco ad aver paura di noi e continuare a proteggersi. E noi siamo consapevoli che più Bianco si protegge, più resta in gote, per cui noi manteniamo il sente. Però dobbiamo cercare di fare delle forme che poi mano a mano ci diano la possibilità di fortificarci. Per cui io in questa sede qui, visto che Bianco qui ha deliberatamente dichiarato tra le righe che vuole farci una forma forte per poi partire anche lui verso il centro, io comincerei a indebolirgliela giocando un Nobi, ve lo scrivo qui, due pietre vicine si chiamano Nobi, e vediamo Bianco come risponde. Fa l'anè in quella posizione. Ok, vado avanti ancora io un po' di mosse, mi fortifico in questa posizione qui e vedrete che Bianco andrà a giocare in S10. Ah, ha preferito fare una mossa del genere. Va bene lo stesso, però se noi lo forziamo vedrete che lui si proteggerà in S10. Infatti, perché si è protetto in S10? Perché se avesse fatto un tenuki noi catturavamo tutto, per cui lui ha dovuto proteggersi. Ma attenzione, abbiamo una forma fortissima che sottoscrive e sottintende tutto questo spazio qui di punti e abbiamo ancora tutto questo lato da lavorarci. Adesso possiamo andare verso il lato basso. Scusate se sto andando un po' veloce qui e sto giocando io per voi. Dividilo, dice Lele. Cominciamo un attimino anche a fare quella cosa lì. Perché lui, Bianco, per come stanno le cose adesso, ha tre gruppi che però sono molto distanti da loro. Mentre noi abbiamo il gruppo Ford sopra nostro, che è nato come due gruppi separati, che comincia a unirsi. E con un po' di astuzia probabilmente riusciremo ad andarlo a connettere ai nostri altri. Allora, visto che qui siamo forti, adesso sì, Lele, potremo cominciare a giocare il nostro Siren 6 da questa parte. Per cui, dove giochereste voi adesso? Una bella mossa ampia, una bella mossa grande. Dai, il primo che risponde è quella giusta. K4, vediamo. K4. Perfetto Marco, la stessa cosa che ho rifatto io. Vediamo come ci risponde il Crazy Stone. Attenzione, K4 anch'io. Crazy Stone ci fa un'invasione dell'angolo. Nino, perfetto, K4 va bene, ok. Ci fa un'invasione dell'angolo. Sul Sansan, ok? Allora, l'invasione dell'angolo in questa sede, ok, è secondo me un grossissimo errore che sta facendo Bianco. Perché? Perché adesso qui noi saremo costretti a giocare tutto al Joseki.
Ve l'ho fatto vedere un po' di volte su vari video per vari motivi, adesso non mi ricordo più quali erano tutti i vari motivi. Mi sembra che fosse una lezione di Kageyama forse che vi mostravo il Joseki del Sensa. Per cui adesso magari lo giocherò io, ok? E vediamo tra l'altro lui come risponde. Però alla fine di questo Joseki lui con buona probabilità vivrà sull'angolo e ci ruberà l'angolo. Però noi faremo un'influenza importantissima verso il centro, che è quello che vogliamo noi. Allora, vi basti sapere che quando c'è un'invasione di questo genere sul Sansan, le risposte standard sono o su A o su B. Ok? Di conseguenza, bianco, se noi chiudiamo su A, scapperà nella direzione di B e viceversa. Di conseguenza, a noi dove conviene farlo scappare? Beh, è evidente che conviene farlo scappare nella direzione dove ci sono già i nostri guerrieri neri arrabbiati e pronti ad aspettarlo. E magari si fa anche qualche passo falso e se abbiamo fatto noi qualche bel Tsumago, riusciremo con qualche Nakade anche a catturare il gruppo. Di conseguenza, posto che dobbiamo giocare in A o in B e dobbiamo farlo fuggire nella direzione in cui ci sono già i nostri guerrieri neri che lo aspettano, che per la precisione, inutile che ve lo dica, sono questi qui triangolini, ok? Giocheremo in B. Vediamo lui come risponde. Lui probabilmente, benissimo, lei è l'esatto, quindi giochiamo in B e lui con buona probabilità risponderà in A. Credo. Vediamo. E infatti gioca in A. Ok? Adesso noi possiamo partire con il nostro bel Giusecchi. Quindi saremo qua. Qui dobbiamo andare su. Lui va qui. Adesso, attenzione. Secondo voi questo taglio qui, il taglio in A, è pericoloso? Allora, il taglio in A è un taglio molto pericoloso in questa sede. Perché? Perché potrebbe essere interpretato come l'inizio di una scala, ok? Se non che però queste due pietre qui, appena la scala, quindi le pietre 1 e 2, appena la scala dovesse mai partire, sarebbero inattari. Perché questa scala sarebbe una scala a perdere per questi due motivi, ma a perdere anche perché se noi la facciamo tutta, secondo me andiamo ad intercettare le pietre di bianco. No, forse arriviamo prima alle nere. Per cui secondo me quel taglio lì adesso va protetto. Dovremmo fare una mossa a gote. La faccio io per voi. Vediamo bianco come mi risponde. Come mi immaginavo. Chiudiamo, lui proteggerà. Anche qui va giù. Chiudiamo. Lui si chiuderà. Ok, protegge qui.
E a questo punto io direi che se anche facciamo una mossa in Gotè, chiudiamo in questo punto. Vediamo lui cosa risponde. Ok, ha buttato via una mossa giocando qui, non era necessario proteggere quel lato lì. Allora, anch'io dico B, non hai capito. Ok, Marco non ha capito. S4. Ok, allora facciamo un recap. In caso di taglia, invece di scappare lungo la scava, non potevo unirmi alle tre pietre sopra, allora torniamo un attimo indietro. Quindi qui. Allora, poniamo che noi invece di giocare in A avessimo, che ne so, eh, fatto, vediamo, tac, tac, ok. Qui lui ci rispondeva, noi eravamo costretti a chiudere perché questo taglio in seconda linea e lui ci avesse tagliato. Ok, allora, se noi avessimo fatto partire la scala da qui, da questo lato, lui andando su ci metteva in attari queste due pietre. Noi eravamo naturalmente costretti a chiuderle e lui qui avrebbe potuto con un Kosumi cominciare a scappare verso il centro. Per cui questa risposta qui, la risposta 1, non sarebbe andata bene. Viceversa, se lui, scusate, tac, 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 ci avesse tagliato e noi invece di rispondere di qua avessimo risposto, scusate, su 1, ok, lui qui se ne usciva, probabilmente avremmo potuto arginarlo in qualche modo, perché lui comunque qui aveva molta influenza nera e qui aveva una pietra nostra che gli rompeva le scatole, però cominciare ad arginare delle pietre che scappano a campo libero così diventa sempre un brutto business, perché bisogna cominciare a pensare a catturarli in scala. Per catturarli in scala bisogna giocare degli Ikentobi o dei Nikentobi, di conseguenza dobbiamo giocare molte pietre staccate l'una dall'altra e ogni volta che giochiamo delle pietre staccate creiamo delle debolezze che ci tornano sicuramente indietro al fine gioco. Qui per esempio avremmo potuto giocare una gabbia in una rete in questa posizione qui. Qui ci potrebbero essere 1000 tentativi di bianco di scappare, avrebbe potuto andare qui, allora noi lo bloccavamo e se noi lo bloccavamo allora lui sarebbe potuto andare via di qua e noi lo bloccavamo anche di qua. Benissimo, allora cosa faceva così? Ci metteva in attari questa pietra, noi scappavamo via, allora lui ci metteva in attari questa pietra e lui scappava via. E allora lui veniva per esempio giù e ci cominciava a minacciare queste tre pietre qui. Ah, ok. Perfetto Marco, sono contento che tu abbia capito. Ok, vedete, puoi creare queste situazioni dove il bianco, dove l'avversario comincia a scappare via in modo, diciamo, sconsiderato, sono difficili perché è come raccogliere il pesce, avete presente quando non siete andati mai a pescare con i vostri genitori quando eravate piccoli, il papà pigliava il pesce, noi piccolini in erba prendevamo il pesce in mano e il pesce ci sgusciava dalle mani. È esattamente la stessa cosa. Allora, per tornare a noi, la sequenza è questa qui. Bianco ha sprecato secondo me una mossa. Abbiamo il Sente e abbiamo un'influenza mastodontica in questa parte del Goban, che adesso cominceremo, secondo me dovrebbe cominciare a mettere veramente a frutto.
Allora io direi di sfruttare queste pietre qui che cominciano ad essere, se la giochiamo qui, ad essere 3. E questa pietra qui che a un certo punto bloccherà l'avanzata di bianco, perché secondo me se noi giochiamo qui bianco avanza. Guardate, faccio un paio di mosse io per voi. Perdevate le pietre in Q. Esatto. Faccio un paio di mosse io per voi così andiamo avanti. Ok, the struggle to get ahead, vedete? Secondo me se andiamo avanti bianco protegge. Infatti. Benissimo, io farei ancora così, vediamo come risponde bianco. Un bel game. Ok, io giocherei adesso a contatto. Vediamo come risponde lui. Sta andando un po' avanti, veloce. Lui naturalmente risponde qui. Vediamo. Lo sto testando un attimino. Immaginavo. Lui così ci costringe a difenderci. Si connette giù. E noi andiamo avanti qui. Vediamo lui come risponde. Ok, è evidente quello che noi dobbiamo fare adesso. Cosa fareste voi in questa posizione? Tanto io mi abbevero. Pensate pure, così intanto mi riposa un po' anche la voce. Allora vi do dei suggerimenti. Questa pietra di nero M3, I4, ok, allora vediamo, fioccano, cominciano a fioccare le risposte. Quindi M3, Marco. L4. Ok. Allora, Marco meglio L4, ok? Marco meglio L4 perché, attenzione, se noi giochiamo su I3, su I, L3, L scusa, M3, se giochiamo su M3 diamo a bianco l'opportunità di metterci in attari questa pietra che noi saremmo costretti vedi, a proteggere, però poi metterebbe automaticamente in attari questa pietra qui. Allora, una volta uscito, ok, una volta uscito nero, vediamo però. Bianco dovrebbe proteggersi perché questa è una scala a perdere per bianco. Vedi, se bianco venisse giù, nero farebbe così e la scala, vediamo, secondo me è a perdere per bianco.
tac, 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 eccola qua, vedi? Per cui bianco non potrebbe fare quella, per cui bianco qui sarebbe costretto a proteggersi, e se nero va lì, bianco va qui, però nero... Ah, no, va bene Marco, ah, va bene anche M3, va bene anche M3, secondo me. Proviamo a fare un tentativo con M3? Io non l'avrei fatta di primo acchito, così pensando. Però adesso facendo tutte le varie prove poteva andare. Dai, facciamo un tentativo, vediamo cosa salta fuori. Mal che vada, ci mangiano qualche pietra e perdiamo la partita, ma chi se ne frega, insomma, dai. Che dite? Vediamo come risponde Crazy Stone, via. Ah, ok. Ci ha risposto qui. Benissimo. Un altro anè a me darebbe fastidio, eh. L3. Urca. M3. Ah, ok. Marco, scusa, abbi pazienza. Abbi pazienza con me. No, qui secondo me sarebbe stata proprio deleteria invece. Perché qui sì, bianco ti metteva in Atari, vedi, quella pietra lì, tu eri costretto a proteggere, bianco o proteggeva e tu gli facevi una rete per non farlo scappare via, però vediamo se bianco proseguiva, questo taglio era protetto, perché se anche nero fosse andato lì, vediamo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, così ne ha due, lui scappa, così ne ha due, lui scappa e quel gruppo lì di nero sarebbe morto. Per cui no, diciamo che M3 era sbagliata. Conviene proseguire per questa strada qui. Io adesso L3. Sì, infatti L3. Sì, sì, me la sono inventata io, nel senso che Marco aveva detto M3 e adesso ho cercato di spiegare perché non era corretta. Lei le diceva L4, L4 è quella che avrei fatto io, avrei cercato di fortificare un po' la pietra in K4, ok? Io erroneamente quel M3, ah ok, benissimo, benissimo. Benissimo Marco. Io erroneamente ho detto, ho capito, ho intuito L3 e facendo quelle due o tre prove ho visto che tutto sommato... Ciao Giancarlo, ciao, la stiamo tirando alla lunga, buonanotte, anch'io domani dovrò partire per una bella trasferta, per cui tra un po' mi fermerò anch'io. E spero comunque che qualche concetto sia passato. Allora, bianco gioca lì, io qui non farei più altri anè, andrei da quella parte lì, vado un po' avanti, spedito. Grazie Giancarlo per la pazienza. Ok, Atari, noi ci dobbiamo proteggere, bianco viene avanti. Come giochereste voi adesso?
Perfetto Giancarlo, grazie, sono contento, dai. Vediamo come va a finire questo primo esperimento di partita live. Marco deve staccarci anche lui, è stato molto molto interessante. Ah, va bene, sì, sì, sì. Io proseguirò un pochettino, magari mano a mano che voi gentili amici un po' vi staccherete perché capisco che stiamo facendo tardi, domani è un giorno lavorativo. Casomai vado un po' avanti io, anche se dovreste andare via tutti, in modo che poi vi resta il video per poter vedere come è andata a finire. È stato molto interessante invece secondo me, e lo è tuttora, che voi mi facciate le domande, ma lì, ma di qua, ma di là, perché così ho la possibilità di appunto raddrizzare l'albero, come vi dicevo prima. E grazie a te Marco per la fiducia e per la pazienza. Allora io vado avanti, facciamo così, vado avanti a ruota libera. Lele è stoico, resta qui fino all'ultimo. Allora, Lele dice N4. Ok, N4. Io farei una cosa un po' più aggressiva. Perché, attenzione, Lele, se noi giochiamo in M2, mettiamo in bianco in difficoltà perché resta col famoso taglio in seconda linea in A, che lui sarà costretto a rispondere. Proviamo a fare come dico io, vediamo. Quindi gioco lì. E lui infatti si protegge. Ciao Marco, ciao, grazie ancora, buonanotte. Buonanotte, ci vediamo alle prossime occasioni. E lui si è difeso. Ok, abbiamo ancora noi il 7. Adesso abbiamo un gruppo ben più forte di prima, ok? E possiamo pensare di o deliberatamente catturare queste due pietre di bianco, magari facendo un piccolo rinforzo con un Keima in questa posizione, tanto bianco, se noi giochiamo in questa posizione nessuno scappa. Se scappa verso destra abbiamo la muraglia cinese nostra, per cui quelle due pietre lì secondo me bianco le ha perse. Se cercasse di tagliarci in N3 o in N2, noi avremmo comunque la possibilità di scappare e di attaccarci alla muraglia cinese nostra. Sì, Lele, è vero quello che dici tu. Infatti è quello che stavo pensando io, era quello di bloccargli in LM4. Esatto, quello che stavo pensando io era quello di bloccargli lo sviluppo da questa parte. Allora, provo a giocare qui, in M6, vediamo come mi risponde. Lui si rinforza. Allora, vediamo, facciamo questo ragionamento. Se noi continuiamo a bloccarlo verso l'alto, lui probabilmente potrebbe minacciarci di venire giù. Noi andiamo qui, anche se lui ci minaccia il taglio lì, noi lo possiamo mettere in attari e anche se lui scappa, questo gruppo chiude, queste pietre sono veramente in difficoltà. Se lui non si fosse protetto il taglio. Ah, giusto, ho capito cosa intendi tu. Se tu dici, se noi andavamo giù, lui non si proteggeva in A e scappava verso il centro, cosa avremmo fatto noi? Beh, se noi gli catturavamo questa pietra, lui probabilmente faceva così, noi eravamo costretti a chiudere, aveva ancora lui il sente e poteva scappare verso il centro, ancora di più.
Sì, effettivamente questa lettura qui è interessante, perché così lui avrebbe cominciato a dividerci i gruppi a sinistra e a destra e avrebbe avuto l'opportunità di connettersi con il suo gruppo qui a destra. Certo, diciamo che io ho fatto un po' di metagioco sapendo che il 13Q di Crazy Stone un po' in branatello lo è e ho fatto quella mossa lì. Questa lettura è abbastanza avanzata come approccio. È un'ottima chiave di lettura. Tant'è che siamo andati avanti. Quindi lui ci ha risposto così. Io sarei tentato di giocare in quella posizione lì. Vediamo lui come risponde, come immaginavo va qui. Noi chiudiamo, vediamo lui cosa mi dice. Lui va qui, vediamo. Se noi potremmo anche fare un tenuki, perché se noi facessimo un tenuki da un'altra parte, per esempio veniamo giù di qua, oppure Lele, adesso sarebbe il punto giusto, come suggerivi tu prima, per esempio di andare in questa posizione qui, o giù di qua o giù di qua. Vediamo, qui saresti tagliabile. No, potrebbe andare bene anche lì. Se noi facessimo un tenuki, allora lui non potrebbe tagliarci, vedi? Perché qui noi saremmo connessi. Mentre se decidesse, vediamo, di scappare verso l'alto, noi potremmo tagliarlo qui e lui, anche se va lì, noi ci chiudiamo con la pietra, se ne può scappare, ma insomma sono due pietruzze messe lì così. Io proverei a tentare un tenuki. Cosa dite? Tentiamo il tenuki? Lele, cosa dici? Tentiamo il tenuki? Su E15? Dai, tentiamo il tenuki, via. Ok. Infatti lui se ne va giù, però noi qui possiamo connettere. Lui tenta l'Atari, noi ci chiudiamo, lui qui si proteggerà perché è un po' fessacchiotto questo 13Q, diciamo. E abbiamo ancora noi il Sente, ragazzi. Abbiamo ancora noi il Sente. Queste pietre sono ormai morte. Ci stiamo andando giù pesanti col nostro povero Crazy Stone 13Q. Ok. Quelle pietre sono morte, noi abbiamo una muraglia assurda verso il centro, per cui il ragazzo qui ha messo parecchio male. Continuerei a minacciarlo. Continuerei a minacciarlo. Quindi proviamo ad andare avanti di qua. Lui probabilmente si chiuderà. Infatti. Adesso con questo Nobi, Lele D13, D13, ok. Ma io giocherei un po' più morbido.
Giocherei un po' più morbido. Starei qui. Starei qui. Lui tenta di entrare, noi dobbiamo chiuderci e intanto ci fortifichiamo, vedete quanta influenza bella che stiamo facendo. Lui qui se ne vuole uscire, noi dobbiamo mantenere l'influenza, per cui veniamo giù dritti senza farci prendere dal panico. Lui fa un bel anè, noi possiamo tappargli l'anè in questa posizione perché se noi glielo tappiamo questo taglio in A è una scala a perdere per lui, vedete? Perché qui intercettiamo solo pietre nere, anche se lui volesse fare la scala tac, 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 è una scala a perdere, per cui io farei un bel anè. Lui giustamente viene giù e noi veniamo giù con lui. Vediamo lui cosa ci risponde. Viene giù anche lui, continua a venire giù. Non preoccupiamoci di queste pietre qui, perché queste pietre qui ormai il loro scopo è quello di non far tanto il territorio qui, ma di non dargli la possibilità a lui di generare punti in questa posizione. Noi qui stiamo venendo giù come dei draghi. Adesso lui probabilmente qui potrebbe fare un anè. Vediamo. Qui viene giù dritto e noi andiamo giù dritti. Sta facendo proprio la risposta del principiante che dice io ecco qui adesso ci fa l'anè, ok, ma a questo punto noi possiamo tranquillamente tagliarlo di qua. Noi veniamo giù e questa pietra se n'è andata anche lei a farsi benedire. Lui viene di qua, vediamo, minchia, sta facendo una stiva di punti qua. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Allora, abbiamo influenza in alto con territorio nostro in alto, influenza in basso con un bel gruppo qua catturato di bianco. Abbiamo influenza a sinistra verso il centro con un'altra pietruzzella qui di bianco. Lui adesso ci ha fatto questa mossa, ci minaccia di catturare quelle due pietre e quindi di fare ancora un po' di punti da questa parte qui. Io sarei tentato di abbandonare al loro destino queste due pietre qui, quindi 1 e 2, e cercare di chiudere questo lato qui, magari minacciando l'ingresso da qualche parte. Cosa dite voi? Non è detto che lui poi ci vada a catturare quelle due pietre. Possiamo ancora salvarle adesso. Però se le salviamo lui probabilmente potrebbe ridurci un po' il muoio qui. Secondo me siamo ancora in vantaggio. Tu le lasceresti, Lene? Ok. Allora a questo punto direi di cominciare ad attaccarlo in questa posizione qui. Lui con buona probabilità si difenderà in S16. Vediamo se ho ragione. Ah, ok. Ha preferito fare questa cosa qui. Allora, se noi a questo punto possiamo scendere e creare un Toraguchi, esatto,
ci creiamo un Toraguchi qui, però lui potrebbe sempre fare una ne in questa posizione. Eh, interessante, però poi ne possiamo andare morbidi. Proviamo a vedere, dai. Ciao Mauro, grazie anche a te per il tempo che ci hai dedicato. Come dicevo, io vado avanti ormai spedito, vediamo se riusciamo a chiudere entro mezzanotte, poi il video resta così potete guardarvelo anche voi. Devo fare una doverosa premessa, il 13Q di Crazy Stone è veramente debole, ovviamente ai miei occhi, ok? Per cui fa delle risposte, dà delle risposte con delle mosse che sono un po' così. Però è stato interessante appunto che voi abbiate fatto tutte le vostre domande, perché così siamo riusciti ad andare a cogliere proprio la vostra curiosità. Allora, bianco risponde sulla ne, io direi di fare un doppio anè in questa posizione. Bianco giustamente va giù e noi proseguiamo giù anche noi. Altro anè, vediamo. Qui probabilmente si va a combattere perché abbiamo molti tagli aperti. Vediamo. Andiamo giù. Guardate che omoio che abbiamo in centro. Abbiamo una prateria. E via. E noi andiamo giù. Adesso però dobbiamo stare attenti a non far salvare a bianco. Ecco lì, lui va giù ancora. A questo punto io direi che cominciamo a bloccarlo in qualche posizione qui. Vediamo. Se ne facciamo così, lui viene qui e lo possiamo bloccare. In F4 anziché Q12, F4, F14 scusa, F14 anziché Q12. Questa mossa di bianco su F14 con tutta quell'influenza che abbiamo è un po' pericolosa, sai Emanuele, perché una delle regole d'oro del Go, un proverbio, è che non si gioca mai vicini allo spessore, alla thickness dell'avversario. Allora, come ci giochiamo questa influenza? Io andrei qui, scusa, P14, P14. Certo, allora torniamo un attimo indietro, sperando poi di ritrovare il filo, che siamo alla mossa 116, invece che Q12, Q12, ok? Quindi tu invece di giocare al Q12 avresti giocato in P14. E certo, facevi così, poi facevi così, nero era costretto ad andare via e qui avevi campo libero per venire avanti.
Nero qui probabilmente sarebbe dovuto difendere, perdevi sicuramente la pietra, questa qui, però ti creavi il varco per poi venire avanti. Certo, era un'ottima lettura, Emanuele. Niente da dire. Allora, siamo qui, io giocherei in questa posizione qui, vediamo. Mettiamo i nattari. Ok. Io a questo punto comincerei alla chetichella, vediamo. A minacciargli quel gruppo lì. Lui gioca lì, ormai questo gruppo è in Attari. Abbiamo due sole libertà qui. Ecco, lui decide di metterci ora in Attari qui in alto, noi dobbiamo salvarci. Lui scappa fuori. Noi qui dobbiamo salvarci queste due pietre perché se facciamo un tenuki, lui gioca qui e quelle due pietre sono belle che andate. Per cui dobbiamo proteggerle. Come dicevo prima, qui ci sarà da combattere. Lui tenta di scappare per sopra, noi qui non dobbiamo dargli spazio per fare gli occhi, ok? Per cui vediamo se siamo in grado di distruggergli gli occhi. Ciao Nino, ciao anche a te, ciao, grazie, buonanotte, mi rendo conto che siamo andati belli lunghi, sono un bel po' di ore che andiamo avanti, vediamo, un'ora e 48, un video eterno. Bianco va su e noi lo blocchiamo. Bianco va qui e noi lo blocchiamo. Come vedete l'influenza a un certo punto si fa sentire. Vediamo se siamo in grado di uccidere Bianco. Vediamo qui. Bianco in R7. Qui non dobbiamo fargli fare gli occhi. Ah, ne. Allora, vediamo. Se lui poi, se noi andassimo per esempio a fortificarci da questa parte qui, per esempio giù di qua,
lui potrebbe far così, noi andiamo qui, ok, e lì l'occhio lui non se lo fa, vedete? Potremmo provare a giocare in qualche posizione da queste parti. Proviamo qui, dai. Sto andando un po' veloce senza pensarci troppo perché veramente è tardi. Veniamo giù. Veniamo giù. Ok, blocchiamolo. Allora lui un occhio se l'è quasi fatto, anzi un occhio se l'è fatto sicuramente in questa posizione qui, in A. Ecco qui. Allora, se lui si unisce, se noi facciamo un tenuki, anzi senza necessariamente fare un tenuki, veniamo qui e lui si unisce qui, si fa i due occhi in questa posizione, per cui dobbiamo andare noi qui adesso. Anche se lui ci fa così, noi ci salviamo, in teoria se lui viene qui noi ci salviamo. Ma in realtà temo che qui gli occhi se li sia già fatti. Avete visto? Ho preso un granchio, ho sbagliato io. Vedete? Lui in realtà gli occhi qui se li è fatti. Qui si è fatto un paio d'occhi perché anche se noi, scusate, dai ragazzi è tardi, abbiate pazienza, vedete, anche se noi lo chiudiamo, queste pietre qui si tengono in vita da sole. Sono tre gruppi separati, 1, 2, 3, che si tengono in vita. No, accidenti, scherzavo. Tac, tac, vedete? Questo gruppo in attari. No, come non detto, come non detto. Allora, vediamo. Se io vengo qui e lui viene di qua, io chiudo, lui è in attari. Se lui viene di qua, io vado di qua e questo resta sempre in attari. Sì, dai, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, va bene, ubriaco, ma fino a questo punto. Poi magari sono le ultime parole famose. Ok, noi ci salviamo. Lui adesso è in attari. Vedete? Qui resta con un occhio solo. Io giocherei solido. Quindi giochiamo qui. Vedete l'importanza di fare influenza in centro. Noi ci difendiamo. Quelle sono invasioni disperate che lui sta facendo. Io chiuderei come il serpente boa, chiuderei la morsa in questa posizione qui. Quindi siamo venuti giù di qua. Non ha gli occhi esattamente, ne ha solo uno. Ne ha solo uno qui. Vediamo cosa ci combina il nostro amico elettronico. Qui. Ok. Allora. Vediamo se noi
gli mettiamo in attari questa pietra, lui fa così, noi la mangiamo, ok, benissimo. Proviamo a mettergli in attari questa pietra qui. Ci proteggiamo. Aspettavo questo taglio. Si sta facendo dei gambetti, eh. Si è unito. Allora, vediamo. Noi possiamo chiuderci, anche se lui fa questa mossa, gli facciamo un doppio attari e ci liberiamo. Per cui chiudiamo. Sto andando veloce. Ecco qua. Vi faccio vedere. Ta-ta! Ecco. Bianco si è ritirato, per cui abbiamo vinto per l'abbandono. Tutte queste pietre di bianco, quindi vediamo strumento punteggio, tutte queste pietre qui erano morte. Ovviamente queste qui a sinistra probabilmente vivevano. E era inutile andare avanti. Queste pietre erano morte, per cui cosa ci portiamo a casa da questa partita? Ho giocato io nell'ultima parte, ma solo per velocizzare, credetemi. Siamo riusciti a fare abbandonare Bianco. Allora, importantissimo quindi, proviamo a guardarla dall'inizio, magari dall'inizio proprio no, però sin dalle prime mosse, ok, poi casomai l'SGF, vediamo se riesco a caricarlo in qualche server così potete riguardarvela con calma. In H16 avrei perso le pietre, vediamo. In H16 avrei perso le pietre, sì, probabilmente sì. Allora, per farla breve, facciamo così, allora mi prometto di caricare questo SGF in qualche server particolare, così poi potete guardarvelo con calma e farvi tutte la mossa prima dell'abbandono. Vediamo. Se avessi giocato in H16, lui probabilmente mi avrebbe messo in attari queste, io avrei dovuto difenderle, lui mi metteva in attari tutto il gruppo, io facevo così, magari lo stesso vincevamo. Vediamo. Se lui invece mi ricatturava il Co, io avrei dovuto fargli una minaccia a Co da qualche parte, se però lui non mi rispondeva, vediamo, avrei potuto minacciargli questo taglio per minacciargli un attari a tutte queste pietre qui. Vediamo. Se lui si fosse difeso catturandomi queste, qui viveva, però io andando giù di qua
1, 2 e 3 libertà. Se lui veniva giù, io venivo giù, no, qui viveva, si faceva gli occhi. Viveva in alto. Invece qui ci siamo uniti e lui mi sembra si sia ritirato qui. Esatto. Tac. Eccolo qua. Allora, cosa ci portiamo a casa, ripeto? Dopo l'apertura, ok, quindi l'importanza di fare qui i Joseki che avete visto che sono i più semplici di tutti, quindi aprire in modo armonioso sugli angoli, da queste parti qui, quindi aprire, ricordate, in modo armonioso di qua e di qua. Vediamo se riusciamo a recuperarli. Tac. Tac, tac. Eccolo qua, vedete? Il nostro bel Joseki. Tac. Vedete il Joseki che ci dà l'opportunità di guadagnare un po' di spazio sopra e un po' di influenza verso il centro, sfruttare bene i cunei per fare le basi forti, minacciare, cercare di minacciare per indurre il nostro avversario a rispondere come vogliamo noi, almeno in questa fase qui, e creare tanta influenza perché poi l'influenza alla fine della partita si torna tutta con gli interessi, perché avete visto tutta l'invasione che lui ha tentato di fare alla fine, quindi a questo punto qui, vedete, tac, noi abbiamo cercato di ridurre lo spazio, vedete, però avevamo l'aiuto di tutta l'influenza dei nostri gruppi da queste parti, vedete? Quindi ho potuto fare questo salto perché ero forte, vedete? Lui si chiude. Qui ho preferito creare della controinfluenza per poi venire. Qui per sbaglio credevo... Ecco qua. Ragazzi, ho parlato tantissimo per 2 ore consecutive, grazie ancora veramente per l'attenzione. Sicuramente sono stato prolisso, però dai, qualcosa a casa ce lo siamo portati. State in campana perché ci saranno altri video, ci saranno altre pillole, ci sarà sicuramente uno studio appunto che sto facendo su Online Go Server dove probabilmente aprirò un canale dove chi vorrà di voi potrà connettersi e magari questo tipo di lezioni che abbiamo fatto qui, invece di farle via video, che ripeto per l'amor di Dio è un ottimo strumento perché poi il video resta, però magari ci si perde molto in chiacchiere e devo dire la verità, la chat non è proprio il massimo per comunicare a tu per tu. Magari di là la cosa può essere un po' più sbrigativa, potrebbero essere delle teaching lesson molto più veloci, molto più pratiche. Grazie ancora per l'attenzione a tutti quanti, un caro saluto, un arrivederci, grazie per la pazienza e ci vediamo ai prossimi video. Buonanotte a tutti, ciao!